Il settore dell'edilizia in Veneto è ripartito, ma, dicono i costruttori edili della nostra regione, pesano i costi di materie prime ed energia. Gli indicatori sono positivi, ma la preoccupazione resta alta. Il 110 sta facendo molto. Le preoccupazioni quali sono? Le preoccupazioni sono relative al fatto che il 110 viaggiava sul volano della cessione del credito che è stato stoppato da molti istituti bancari. Questo mette ovviamente in difficoltà tutte quelle imprese che hanno eseguito le opere, che si trovano dei bonus ma che non hanno soldi, e ahimè a noi servono i soldi per pagare i nostri dipendenti, per pagare tutti i collaboratori che sono assieme con noi, per pagare il materiale. Problema il materiale è difficilmente trovabile in tempi decenti, oltretutto con prezzi che sono mai certi. Noi acquisiamo lavori con dei prezzi ai quali dobbiamo tener fede, però i materiali salgono e a volte non riusciamo a giustificare una spesa così importante nei confronti dei nostri committenti.